Andiamo? Puoi iniziare. Buongiorno a tutte e a tutti, alle persone che ci seguono dalla diretta Facebook. Scusate, potete fare un po' di Antonello? Stiamo iniziando. Le persone che ci seguono sulla diretta Facebook, ma anche i relatori e le persone invitate che ci seguono dalla piattaforma Zoom. Abbiamo avuto qualche problema, purtroppo, perché non riuscivamo a collegare l'audio dei relatori sulla piattaforma Zoom con la sala. Questo per noi è una giornata importante, non solo perché si celebra la giornata mondiale dei diritti umani, ma perché affrontiamo 4 temi molto importanti: la questione della salute mentale, dei diritti e dei bisogni delle persone con dipendenza, la questione dei diritti e dei bisogni delle persone migranti e richiedenti asilo, i diritti e i bisogni delle persone private della libertà. Noi abbiamo cercato di coinvolgere in questa giornata di confronto nazionale persone, esperti impegnati in questi 4 settori di intervento. Non è stata un'operazione facile, come potete ben capire, perché noi avremmo voluto chiamare anche tante altre persone, ma in una sola giornata già affrontare 39 relatori non è cosa semplice. A questa giornata noi abbiamo invitato anche i rappresentanti istituzionali, non sempre presenti alle nostre iniziative. Abbiamo invitato il presidente della regione Sardegna, Cristian Solinas, che ci ha mandato attraverso il suo ufficio questo messaggio che vi leggo. Il presidente della regione autonoma della Sardegna, Cristian Solinas, ringrazia per il gradito invito a partecipare al dibattito sulla giornata mondiale dei diritti umani che si terrà a Cagliari il 10 dicembre. Spiace comunicare che impegni istituzionali precedentemente assunti improrogabili non gli consentono di essere presente. Augurandovi un proficuo lavoro, si porgono i più cordiali saluti. Chiaramente noi ringraziamo il presidente Solinas per questo messaggio, perché significa che comunque un'attenzione anche se minima, con un messaggio però dalla regione è arrivato. Abbiamo invitato l'assessore regionale alla sanità, che non ha potuto partecipare, ma per lui ci porterà i suoi saluti Mara Lappia, che ti chiedo, Mara, adesso un attimo, poi io proseguo. Vieni qua vicino a me. Qua? Sì. Buongiorno a tutti, io farò il mio intervento dopo, però adesso porto i saluti dell'assessore alla sanità Carlo Doria, che purtroppo oggi non ha potuto presenziare perché è impegnato nella visita nei pronto soccorso di Sorgone e Lanusei, quindi un impegno che aveva già preso in precedenza prima che arrivasse l'invito al convegno di oggi. Porto io questo saluto perché io e l'assessore Carlo Doria nella legislatura precedente abbiamo entrambi fatto parte della Commissione Sanità e Affari Sociali della Camera, io e del Senato dell'assessore Carlo Doria. Abbiamo lavorato insieme a molti progetti, quindi insomma siamo 2 persone che ci siamo impegnati fortemente in entrambe le commissioni per cercare di dare un apporto
importante per quanto riguarda la sanità nazionale, e in questo momento cerchiamo di farlo per la sanità sarda. Oggi non solo porto il suo saluto, ma mi prendo l'impegno e di relazionare l'assessore per quanto verrà detto oggi. Quindi vi saluta, ci augura buon lavoro e io non posso far altro che augurarlo anche da parte mia. Grazie. Abbiamo invitato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che non sappiamo se arriverà in mattinata, e poi abbiamo invitato anche ai nostri lavori la direttore generale di Ares Sardegna, che ci ha inviato. Piace comunicare che per impegni precedentemente Sella non potrà essere aspettabile associazione. Nel ringraziare per il cortese invito, vogliate gradire i più cordiali saluti. La direzione dell'Ares. Io introdurrò i lavori, diritti e bisogni delle persone con sofferenza mentale e dipendenze, e voglio due cose, proprio due, che poi i nostri relatori approfondiranno, sulla questione della salute mentale, dello stato di salute della salute mentale nella nostra regione e in Italia. Noi abbiamo avuto modo proprio in quest'ultimo periodo di intervenire in diverse occasioni, in diversi momenti di confronto in Sardegna durante questo mese dei diritti umani, ma anche nel resto del paese, in Italia. Noi come organizzazione e come organizzazioni di familiari che fanno parte dell'UNASAM siamo fortemente preoccupati per dove sta andando il sistema della salute mentale in Italia. Non si è intervenuti ad affrontare quelle che sono le criticità che ormai da diverso tempo questo settore molto delicato e molto importante sta attraversando. Le criticità riguardano la gravissima carenza di operatori nei servizi di salute mentale ovunque, un po' ovunque in Italia, è molto grave anche nella nostra regione. Psichiatri che non si riesce, perché tra l'altro non c'è del lavoro, perché come sapete le professioni sanitarie hanno il numero chiuso da lungo tempo, ma mancano anche in servizi di salute mentale quelle professioni più propriamente orientate ai percorsi di ripresa, di abilitazione, e di restituzione di possibilità di stare poi nelle relazioni e di poter beneficiare dei diritti che le persone hanno. E mi riferisco principalmente alle figure degli educatori, dei terapisti della riabilitazione psichiatrica, degli psicologi, che sono gravemente carenti nei nostri servizi. Poi c'è un problema enorme di spesa. Per la salute mentale l'Italia spende in media il 2,5% delle risorse sanitarie, a fronte di una spesa europea del 10, del 12 e forse anche di più. Questo significa che gli interventi che prevalentemente vengono offerti nei servizi territoriali di salute mentale sono interventi di tipo farmacologico, quindi percorsi abilitativi personalizzati in gran parte del territorio nazionale ce li sogniamo, così come in Sardegna. Un altro problema gravissimo
è stata la scelta politica di accorpare prima le aziende sanitarie, poi i dipartimenti di salute mentale e continuare anche con i centri di salute mentale. Quindi impoverendo gravemente il territorio di una presenza importante dei servizi di salute mentale di comunità e azione dei lavori, e quindi chiamerei il primo relatore, che è Antonello Murgia, che insieme a me, Roberto Loddo, coordina il mese dei diritti umani. Prego Antonello. Come posso fare per... Io ti mando la... Sì, ho bisogno delle diapositive. Sì, sono qui. Sì. Ah, da lì? Sì. E tu? Forse mi da qua, perché così da lì mi legge. Giro il computer. Ok. Ok. Va bene. Buongiorno a tutti. Il compito che mi è stato affidato è quello di ricordare intanto il mese dei diritti, questa rassegna che da 10 anni assieme a Gisella e Roberto, come ha anticipato Gisella, conduciamo, e poi di un inquadramento generale sul problema della salute, un discorso che è difficile affrontare nei pochi minuti a disposizione, e darà qualche spunto, poi insomma saranno gli altri interventi che completeranno sicuramente meglio di come potrò fare io. Questa rassegna la conduciamo da 10 anni e ci eravamo messi in testa di voler coltivare la cultura dei diritti e ricordare il senso della nostra Costituzione, la Dichiarazione universale dei diritti umani, entrambe del 48, la Dichiarazione universale che nella giornata di oggi fu approvata il 10 dicembre appunto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo è il manifesto che elaborammo nell'edizione del 2014, non c'è tempo per soffermarmi nel dettaglio. Credo che insomma, abbiamo agitato il problema in tante iniziative in questi 10 anni, poi il risultato non spetta a noi e dire se abbiamo ottenuto gli obiettivi che ci prefigevamo. Di sicuro possiamo dire che ai noi la esigibilità dei diritti umani non è in questi 10 anni migliorata, anzi direi peggiorata. Insomma, il tema della salute. Il 56esimo Raduè di questo mese, 8 giorni fa, i cittadini intervistati dal Censis hanno, fra le altre cose, rilasciato queste dichiarazioni, insomma, cioè il 61% dei cittadini ritiene che nei prossimi anni il servizio sanitario migliorerà, e poi hanno manifestato
fiducia nella scienza, che è un fatto positivo, considerato che nel periodo della pandemia questa fiducia un po' ha vacillato. Però la questione è il tema che il dubbio che pongo. Questo è sono importanti come determinanti di salute. Come vedete, l'assistenza sanitaria non è così importante, rappresenta circa il 15% del totale. Questo per dire che ci sono altri determinanti come il reddito, avere un lavoro, anche l'istruzione, sono determinanti più importanti rispetto all'assistenza sanitaria, e questo è un elemento da tenere presente perché evidentemente i provvedimenti di contrasto alla povertà e alla disoccupazione sono importanti anche per la tutela della salute, e questo, insomma, diciamo che qualche dubbio ce l'abbiamo rispetto ai provvedimenti che sono stati emanati, mi riferisco in particolare alla legge di bilancio che il governo ha inviato alle Camere i giorni scorsi. E poi l'altro elemento importante, e per cui è importante questo modello, è che è un modello che si applica soprattutto alle malattie croniche, nelle quali l'obiettivo delle cure non è quello di ripristinare l'integrità, cioè la guarigione assoluta, ma quello di far vivere il maggior benessere possibile, considerata una cronicità che il paziente si porterà avanti per tutta la vita. E il modello, appunto, le malattie croniche che nel nostro paese sono al 40% del totale delle malattie, quindi rappresentano una fetta importante, in crescita perché siamo una popolazione che invecchia più rapidamente delle altre, degli altri paesi europei. È un modello che è importante perché necessita dell'integrazione fra sanità e sociale. Vado avanti rapidamente. Questo è questo diagramma rappresenta il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale in termini di valore assoluto. La curva celeste è in proporzione al PIL la curva gialla. La percentuale della spesa sanitaria sul PIL è andata diminuendo, ha avuto un picco solamente nella fase pandemica, ma già ha preso a scendere. Per il 2025 si prevede che scenda al 6,2%, una percentuale sicuramente molto bassa, che quindi difficilmente riuscirà a esaurire il fabbisogno sanitario. E anche la somma indicata, la somma in valore assoluto, che è in crescita, in realtà qui non sta esprimendo la maggiore disponibilità di risorse per l'assistenza, ma soltanto il maggior finanziamento che è stato stabilito per far fronte all'aumento della bolletta energetica che è schizzata in alto, in particolare dopo la guerra in Ucraina, ma già stava salendo in precedenza. Quindi diciamo che le risorse sono limitate, e questo è infatti poi quello che dice la Corte dei Conti, che è stata audita 3 giorni fa dalle commissioni riunite del bilancio della Camera e del Senato. Come vedete,
La Corte dei Conti dice: dopo il maggior finanziamento che abbiamo stabilito in occasione della pandemia, abbiamo ripreso il vizio brutto di tagliare, di ridurre il finanziamento, e questo è stato più grave in Italia, perché abbiamo una popolazione che invecchia più delle altre. E questo, con questa diapositiva chiudo, è un altro esempio del fabbisogno che è insoddisfatto, le liste d'attesa che erano già un problema prima della pandemia, e che poi la pandemia ha allungato notevolmente, e che ancora purtroppo non abbiamo ripreso, diciamo, il ritardo precedente alla pandemia. Cioè siamo ancora come performance inferiori rispetto a quelle che c'erano nel 2019. E questo vale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, e cosa più grave vale anche per le cose più urgenti ospedaliere, gli interventi cardiovascolari di classe A, quelli più urgenti, i tumori maligni. Abbiamo ritardi, come vedete, nella maggior parte delle regioni, e questo, se non si riuscirà a modificare nel dibattito parlamentare la legge che è stata inviata appunto dal governo di bilancio 2023, sarà un problema che continueremo ad avere. Grazie. Grazie Antonino. Allora, chiamo adesso Mara Lapia. Gli interventi li facciamo da qua, perché altrimenti le persone che sono collegate su Zoom non vedono nulla e non sentono nulla. Qui, posto mio, guarda Mara. Perché? Ah, sì, grazie. Qui c'è la diretta Facebook. 10 minuti. Ok. Grazie nuovamente. Se sforo dai 10 minuti, fatemelo, sì, chiamatemi, fatemelo capire, iniziate a fischiarmi, fate quello che volete. Tanto me ne accorgo perché vi agitate sulle sedie. Allora, come ho detto prima, io sono un'ex deputata, ho fatto parte nella scorsa legislatura della Commissione Affari Sociali e Sanità. Sono stata quella deputata che per quasi 5 anni, la legislatura è durata quasi 5 anni col passaggio dei vari governi, in ogni provvedimento ha sempre depositato gli emendamenti per istituire lo psicologo di comunità, lo psicologo di famiglia, sempre emendamenti bocciati, eppure sono sempre stata in forza di governo, quindi emendamenti bocciati dal mio stesso governo. Primo governo Movimento 5 Stelle Lega, poi Movimento 5 Stelle PD, sempre bocciati. Se oggi vi dovessi dire qual è stata l'attenzione dei due governi, no, principali nei confronti delle patologie mentali, della disabilità, dovrei stare qui seduta 10 minuti e poi me ne dovrei andare. Nessuna attenzione, proprio nessuna. Però poi vi potrei anche elencare qual è stata l'attenzione nello sperpero del denaro pubblico in fesserie. Tanta, è stata veramente tanta. Guardate, una delle cose che mi ha più frustrata politicamente è stata proprio quella del vedere il tutto, perché credetemi ci vuole più, come dicevo prima all'amico che è seduto, che ha parlato prima di me, ci vuole più, tira un po' la sale, tira un po' il suo nella legge. Per esempio ho visto che stanno levando il bonus ai diciottenni, il bonus culturale, che ha fatto tanto, guardate, quel bonus era fatto bene, perché comunque permetteva un tot di acquisto di libri per poi darlo
altre cazzate, permettetemi la parola. E attenzione, a me mi viene riconosciuta una cosa, che io per 5 anni non ho mai lavorato per difendere un partito politico, perché dopo è sempre stata votare un provvedimento politica. La cosa più frustrante qual è stata? Il bonus psicologi. È stato quanto di più inutile, una sperequazione di denaro pubblico che si è prodotta in Parlamento, e io quella notte c'ero, perché era l'ultimo mille proroghe che abbiamo votato. Che cos'è il mille proroghe? La legge di bilancio si vota a 8, 15 milioni, 20 milioni, si fa il mille proroghe, ok? Che dicono che si prorogano i provvedimenti, no, non è vero, non si prorogano, a fare il bonus psicologi. L'abbiamo approvato intorno alle 4 e un quarto del mattino, con una lite furibonda che ha visto anche me protagonista, perché avevo capito cos'era il bonus psicologo. Era la sottosegretaria, la viceministra Castelli in quel momento, che accontentava una deputata, sempre 5 Stelle in quel momento, che voleva approvare una marchettona elettorale, ok, che dava un bonus inutile. L'avete visto oggi? Che platea ricopre il bonus psicologo? Ricopre una platea di quasi 15.000 persone. Adesso sono 15.000 persone. È un paese vicino al mio, Siniscola, sono quasi 15.000 abitanti, nell'intera nazione, che va a dare un bonus psicologo sulla base del reddito ISEE. Ci sono persone che prenderanno 200 euro fino a prenderne 600. Voi siete tutti di mestiere qua. Con 200 euro oggi cosa si va a fare dallo psicologo? Neanche si apre il vaso di Pandora. Io dallo psicologo ci vado, con 200 euro mi ha giusto inquadrata, hanno detto hai un problemino, per scoprire che poi ne avevo un centinaio. E allora di che cosa stiamo parlando? Avete bocciato per anni l'istituzione dello psicologo di comunità, istituite un bonus psicologo per fare le vostre marchettine in sede di mille proroghe e destinare ad oggi. Poi c'è stato in uno degli ultimi provvedimenti regalare 25 milioni di euro, perché non è che stiamo parlando di bruscolini. Ma poi qual era la necessità di fare questo provvedimento? Peraltro l'ignoranza politica è una bestia bruttissima all'interno del Parlamento, perché sappiate una cosa, che è stata approvata all'unanimità con gli applausi di un'ignoranza enorme lì dentro, perché erano tutti convinti di aver fatto una cosa grandissima. Perché cos'era il problema? Il problema è che erano convinti di ricoprire quella che, quando si approva un provvedimento, bisogna capire qual è la platea, chi state finanziando, chi è che ne usufruirà di questo bonus? Nessuno. Ma noi, quando le persone vanno in una ASL, d'accordo, e chiedono di fare un colloquio con lo psicologo, con 35 euro di ticket, pagano dalle 6 alle 8 sedute. Quale bisogno avevamo del bonus psicologo? Ok, concludo. Questa è la prima domanda. Quindi il bonus psicologo è qualcosa che non è servita a niente. Il problema dei nostri territori è il problema che noi, sul problema delle patologie mentali, abbiamo il voto completo. Però, mentre i nostri assessori alla sanità che si sono succeduti nel tempo dicono continuamente che noi, per quanto riguarda la sanità, non abbiamo medici, io ieri mi sono riguardata il numero degli psicologi. Noi abbiamo tantissimi psicologi, superano i 3.000. Noi possiamo diventare una regione pilota, come poi è successo anche in altre regioni, che però l'hanno un po' approvato, un po' no, per quanto riguarda lo psicologo di famiglia. Noi possiamo approvare una legge sullo psicologo di famiglia, possiamo veramente diventare una regione pilota, e lo psicologo di famiglia potrebbe andare a affiancare il medico di medicina generale, ma andare a essere utilizzato in tutte le comunità. C'è tanto da lavorare in questo settore, ma guardate, sono delle cose politicamente talmente semplici che si possono fare, e che io poi sono provvedimenti che io ho già scritto.
e che però ho potuto fare interfacciandomi con persone come Gisella, con altre associazioni, dove il problema, è vero, Gisella dice cose, però purtroppo Gisella mi sta sgridando. Grazie a tutti. Allora, adesso interviene il diritto fondamentale, tutti ricorderete Nerina perché è stata la nostra assessora alla sanità. Nerina, prego. Nerina, attiva l'audio. Ecco, adesso ci sono. Gisella, mi spiace dovermi collegare in particolare perché con la Sardegna e con il popolo della Sardegna sono rimasta molto in amicizia, ma non mi era possibile essere presente. Ringrazio Gisella per il grande lavoro che fa, non solo in queste giornate ma anche che si è occupata dei diritti delle persone più deboli e in particolare delle persone con sofferenza mentale, e ringrazio per l'invito. Proverò ad essere sintetica perché capisco che i tempi sono molto ristretti e mi soffermerò su 3 punti. Il primo, le difficoltà del contesto in cui ci troviamo. Il secondo, il bisogno di un grande lavoro di trasformazione culturale, di crescita culturale, e poi il terzo proverò a dire che cosa serve, che cosa possiamo fare in questa situazione così difficile. Parto dalla situazione difficile che tutti noi conosciamo, chi più chi meno, viviamo tanti problemi e che ci portano a non guardare lontano e ad accontentarci di quello che vediamo ai nostri piedi. E questo non ci aiuta a uscire fuori dalle grandi difficoltà in cui ci troviamo. Le difficoltà del momento provo a sottolinearne alcune, anche se conosciamo bene quali sono i problemi. La prima difficoltà è quella legata all'economia. Noi abbiamo un sistema, un paese che non cresce dal 2008. Il reddito pro capite attualmente in termini reali è ancora inferiore a quello del 2008 e non è colpa della pandemia soltanto, perché in tutti gli anni del decennio, degli anni 10, non siamo riusciti a recuperare quello che la crisi economica del 2008-2009 aveva comportato per gli italiani. Sofferenze quindi che saltano molti anni. Abbiamo un livello di disoccupazione che è ancora superiore a quello del 2008 e soprattutto abbiamo un livello di disoccupazione giovanile estremamente elevato. Questo ci deve preoccupare più di ogni altro problema, perché questo vuol dire che noi non diamo prospettive ai nostri giovani di un futuro meno certo di quello che in questo momento vedono. E abbiamo l'inflazione attualmente che avevamo negli anni 90, con l'inflazione che per tanti anni era a più di 2 cifre, ed era da 40 anni che non avevamo la stessa livello di inflazione. L'inflazione è un problema perché genera diseguaglianze, perché l'inflazione non colpisce tutti alla stessa maniera, ma colpisce di più i più poveri e di meno i più ricchi. E ovviamente sappiamo quante diseguaglianze esistono ancora nel nostro paese, che osserviamo in termini di povertà. Se ci pensiamo bene, avere 5,6 milioni di poveri assoluti vuol dire che quasi una persona su 10 è povera in assoluto in questo paese.
così come gli ultimi dati che sono stati pubblicati dicevano che il 10% più ricco della popolazione e tiene il 56% della ricchezza del paese. Una diseguaglianza che è ancora relativamente molto più elevata in tutti gli altri paesi. E allora, in una situazione così difficile, abbiamo una sanità che ha risentito tantissimo di tutte le restrizioni che sono state imposte dentro la pubblica amministrazione, che ha risentito di più di qualunque altro settore. Perché dentro la sanità la cultura egemonica è una cultura che pensa che la salute non sia un problema prioritario, perché dei conti che il sistema pubblico non funziona, per la possibilità di rivolgersi al privato. E se pensiamo adesso in Parlamento abbiamo la sanità, a rischio di quello prima in generale per la salute delle persone e in particolare per la salute mentale delle persone. Ci troviamo con una pubblica amministrazione molto invalida e con un settore e con una pubblica amministrazione della sanità carente di personale e carente di capacità di reazione. E passo quindi al secondo aspetto, che è quello abbiamo bisogno di lavoro di trasformazione culturale. Di approfondimento dovrà essere inevitabilmente faticoso, la trasformazione dovrà essere diffuso non soltanto tra i decisori, ma seguito a vario titolo, evitando di chiedere ai singoli cittadini. Mi veniva in mente nel pensare che cosa possiamo fare alle parole di Antonio Gramsci, visto che siamo in Sardegna. Istruitevi, agitatevi, organizzatevi. Forse è quello di cui abbiamo bisogno oggi. Abbiamo bisogno di un lavoro di trasformazione concreto che parta dai diritti delle persone e i principi e i valori che ci sono e che sono dentro ognuno di noi, che spesso finiamo con l'affossare perché in questa mente stiamo riusciamo a evitare di le amarezze che questo potrebbe comportare. Abbiamo bisogno di un grande lavoro di formazione, ma non si tratta solo di formazione, perché voglio dirlo con grande franchezza e anche con amarezza, spesso gli stessi formatori sono stati vittime o condizionati a questa cultura egemone, che hanno come dire, proposto soltanto ad esempio nella sanità l'equilibrio di bilancio e non anche il rispetto dei diritti delle persone. Hanno proposto nella salute mentale una risposta inadeguata che dovrebbe far riflettere coloro che poi sottolineano la necessità del rispetto della persona. Richiede questo lavoro di trasformazione che non possono limitarsi comuni e regioni, sono meri esecutori delle risorse che hanno in tasca, ma devono avere la capacità di una visione. E nella visione la cosa che sta mancando in questo momento, dopo la pandemia, è la necessità di non occuparsi solo dell'emergenza,
Noi in Italia siamo bravissimi nell'affrontare l'emergenza, abbiamo affrontato l'emergenza della pandemia, forse un lavoro che dovremmo fare per capire che la salute mentale è anch'essa un'emergenza. E forse riusciremo ad ottenere il score, ma abbiamo bisogno di interventi abbiamo bisogno di questa nebbia che abbiamo davanti, a modo che non sia soltanto l'emergenza che cercare di definire chiari e aiutando le istituzioni di quello che noi vogliamo possa essere migliorato. E allora come possiamo contribuire, entro nell'ultima parte, cerco di essere rapido, come possiamo contribuire? E questo vale anche per la salute mentale. Dobbiamo smettere di accettare critica acriticamente che l'assistenza sanitaria sia un prodotto che può essere venduto sul mercato come qualunque altro bene. In questo cito un autore, Montori, che non sto qui a richiamare più di tanto per non occupare troppo. Smetterla di accettare acriticamente. Dobbiamo pretendere che la salute sia considerata come la maniera con cui i cittadini, le singole persone la considerano una priorità. Perché non è possibile che passino priorità diverse da quelle che nella vita quotidiana ognuno di noi sperimenta. Dobbiamo pensare, parlando della giornata dei diritti umani, i diritti umani civili, politici e sociali sono interdipendenti, che già nel 1948 la Dichiarazione universale aveva voluto segnalare come tutti questi diritti sono interdipendenti. Allora anche nella salute mentale non c'è soltanto il diritto di essere curati, ma c'è il diritto di essere considerati nei propri bisogni sociali, l'istruzione, il lavoro, l'inserimento. Se lo diceva già nel 48, probabilmente era l'orrore della Grande Guerra che aveva portato molti ad essere così avanzati nelle elaborazioni culturali. Ora abbiamo bisogno della stessa attenzione. Dobbiamo smetterla di accettare affidamento la miseria della psichiatria e cercare di capire come possiamo rispettare invece meglio i diritti delle persone, perché nel momento in cui a qualcuno di noi possa capitare di dover soffrire per un problema fisico o mentale, se non c'è un servizio sanitario pubblico possiamo rivolgerci al privato e che noi come singole persone siamo in grado di trovare altre soluzioni. Ce l'ha insegnato ancora una volta la pandemia, I problemi, dai problemi non si esce da solo, si esce soltanto se lavoriamo insieme. C'è bisogno anche di un assetto complessivo, perché anche abbiamo perso la voce. Aspetta. No, bisogna fermarla. Nedina, scusa, riattiva l'audio. Forse gliel'hai tolto tu. Gliel'hai tolto tu? pronto? Sì, ora sì. Gisella, io non ti sento. Medina, no, vai avanti. Sì, ti sentiamo, vai. No, vai avanti. Sì. Io ti sento. Scusate, tutti gli altri su Zoom chiudono l'audio, Antonella. Mi dispiace, non ho capito quando l'audio è saltato, non voglio occupare la sua Medina, scusami, adesso ti sentiamo, vai avanti. E allora
dicendo che tra l'altro abbiamo bisogno di smetterla di accettare i bonus, di cui si è via, in tutti i bonus che sono stati erogati. È una logica che pensa che le persone possono risolvere i loro bisogni acquistando qualcosa e abbiamo bisogno semplicemente di dare un po' di soldi perché possano acquistarlo a un prezzo migliore oppure poi succede. Non vogliamo per un certo periodo uscire fuori dalla nebbia abbiamo bisogno di fruirli. Questo lavoro di trasformazione è difficile, ma abbiamo bisogno della nostra intelligenza. Grazie. Grazie Elina. Allora, sarebbe dovuta intervenire adesso Daniela Sizzia, direttore di ANCI Sardegna, ma non la vedo collegata, quindi diamo la parola a Vito Danza. Vito da qui. Sì, intanto ringrazio. Lo sentite? E ormai è diventato una consuetudine, una delle nel corso degli ultimi di dicembre si organizza a Cagliari sui diritti umani. Diceva Gisella all'inizio, vorremmo fare anche un po' il punto sullo stato della salute mentale in Italia. Sarebbe un discorso molto lungo per sapere un po' che cosa sta succedendo. Intanto partiamo da un principio mentale, i termini di dipartimenti di salute mentale nel corso di questi, a partire dall'indomani della riforma, progressivamente si sono trasformati. Cioè ormai salute mentale è sempre più nella logica dei servizi, più psichiatria, i dipartimenti di salute mentale diventano sempre più dipartimenti di psichiatria piuttosto che dipartimenti di salute mentale, ma tutta verso la salute mentale progressivamente cala. E qui ci troviamo dei servizi impoveriti in Italia, dei servizi di salute mentale che, lo diceva Nerina prima, questo riguarda un po' tutto il sistema sanitario nazionale, si è impoverito complessivamente, si sta impoverendo la salute mentale, si sta tragicamente impoverendo. Ma non è questo, il fatto che si impoverisce la salute mentale, i servizi, il fatto che per esempio dalla riforma in poi nessuno ha avuto mai, e quando dico nessuno mi riferisco soprattutto alla politica, che è l'unica in grado di poter mettere mano a questo discorso, cioè il problema delle cattedre universitarie, della formazione, dove si formano gli psichiatri, dove si formano gli operatori. Non è successo mai niente, anzi, sono state sempre due linee parallele, i piani sanitari regionali e la formazione universitaria, due cose completamente distanti, per cui dopo tanti anni di studi
trovi delle persone che vanno a lavorare nei dipartimenti di salute mentale ed escono dalle cattedre di psichiatria dell'università, escono dalle cattedre di salute mentale, perché non esistono. Esistono le cattedre di psichiatria e fanno gli psichiatri. Ora, anche Basaglia era uno psichiatra. Tutti credete che le persone che in Italia che di diversi orientamenti, tutti sono psichiatri. Non è che io mi riferisco soprattutto alle cattedre universitarie e quindi di dare delle risposte a cui poi si riferiva anche Benedetto Saraceno, Cittanerino, sulla miseria della psichiatria, perché diventa sempre più misera, le risposte sono sempre più precostituite, degli artefatti, delle situazioni che significa servizi anche se sono nel Dipartimento di Salute Mentale, ma quelle servono, ecco, appunto a questo. Ma io dicevo queste cose
Elisabetta, Rosario Angrisani della Cooperativa Sociale e Servizi Sociali e Rosy Guiso della Cooperativa Sociale Progetto Uomo. Allora, buongiorno, un ringraziamento a Gisella per l'invito. Niente, dirò insomma 2 parole relative alla nostra cooperativa e al lavoro che svolgiamo nell'ambito della salute mentale. La cooperativa sociale CTR, di cui faccio parte, diciamo, lavora da tanti anni nell'ambito dei servizi sociali e sanitari, di cure domiciliari, di riabilitazione globale nell'ambito della salute mentale. Da tantissimo la cooperativa compierà 40 anni l'anno prossimo. Nell'ambito della salute mentale lavoriamo da circa 20 anni e abbiamo in carico diverse strutture residenziali dislocate un po' nel territorio regionale, sia nel Dipartimento di Salute Mentale della zona sud, siamo presenti nell'AS di Cagliari di San Luri, e nell'ambito del Dipartimento della zona centro siamo presenti appunto con l'ASL di Oristano. Oltre ad avere appunto in carico questi servizi residenziali, abbiamo insomma in carico anche dei servizi semi-residenziali, sempre rivolti a pazienti con problemi di salute mentale, e un importante servizio di supporto e promozione dell'autonomia in ambito domiciliare con la ASL di Cagliari, in collaborazione con la cooperativa Servizi Sociali. Non è stato semplice in questi anni lavorare, soprattutto in questi ultimi anni, però abbiamo tentato, pur nelle difficoltà, di portare avanti delle attività, dei progetti rivolti alle persone appunto che abbiamo in carico, progetti individualizzati, finalizzati al potenziamento delle risorse personali delle persone, orientate soprattutto al reinserimento nel contesto di vita sociale di appartenenza, nell'ambito dei percorsi riabilitativi, con attività appunto sia di carattere terapeutico riabilitativo, farmacologico e interventi strutturati sia di riabilitazione psicosociale che attività soprattutto legate all'integrazione nella comunità allargata, con progetti di inclusione sociale e in alcuni casi inserimenti lavorativi o tirocini. La durata di questi percorsi nell'ambito delle strutture residenziali sono stati diversi, alcuni appunto persone che hanno avuto percorsi brevi di 6 mesi, di 1 anno, altri che hanno dovuto stare un po' di più insieme a noi, anche per delle difficoltà evidenti. Certe volte abbiamo avuto difficoltà di mettere i pazienti proprio perché in alcuni casi non ci sono diciamo garantire un po' di sostegno attraverso questo progetto di promozione e sostegno all'autonomia in ambito domiciliare. Progetto che però purtroppo in questo ultimo anno, negli ultimi 2 anni, è iniziato nel 2015 e gode purtroppo di grande incertezza, perché è un servizio in appalto di cui non si conosce poi alla fine la possibilità di continuità, di poter garantire attraverso questo
della salute mentale, noi siamo in proroga da diverso tempo, però non c'è una programmazione, quello che è stata, si è cercato sempre massimo coinvolgimento da parte degli operatori, incentivando appunto la motivazione a questo tipo di lavoro che non è semplice, ma anche un confronto con altre cooperative che lavorano nell'ambito della salute mentale, sia a livello regionale che a livello nazionale, si è cercato di confrontarsi e si lavorava in altre realtà. Mi riferisco in particolare a un progetto che abbiamo portato avanti negli ultimi anni e che abbiamo proseguito anche nel periodo critico che c'è stato un po' per tutti e soprattutto nell'ambito delle strutture residenziali, insomma le difficoltà anche in alcuni periodi le difficili diciamo anche risultati che si erano ottenuti, proprio perché la chiusura poi ha determinato l'impossibilità anche di poter partecipare alle attività esterne da parte dei pazienti, sostanzialmente delle persone che seguivamo. Dunque mi riferivo appunto al progetto che abbiamo portato avanti con la struttura di Assemini nell'ambito di una diciamo un'attività organizzata dalla Lega Cooperativa Nazionale. Insomma, partecipavamo ad un progetto di visiting con altre appunto strutture nazionali con l'intenzione di scambiarci buone prassi e cercare di capire appunto come affrontavamo i problemi da noi, come si affrontavano i problemi nelle altre strutture. Il protagonista del percorso di cura, insomma il cuore del progetto. Com'è la situazione attuale? La situazione attuale purtroppo, ne parlavamo con i colleghi che dopo di me interverranno, di grande incertezza e di indeterminatezza. Non c'è da tanto tempo, da diversi anni, un confronto, una possibilità di un confronto. Spesso noi cooperatori non siamo assolutamente coinvolti nei processi di programmazione e dunque insomma, veramente non possiamo contribuire come vorremmo a dire insomma come effettivamente si possono migliorare alcune situazioni. Siamo in una situazione di indeterminatezza perché alcuni servizi che noi gestiamo come cooperative sociali sono servizi appunto, come vi dicevo prima, in appalto, appalti che non vengono, cioè gare d'appalto che non vengono realizzate e che ci fanno lavorare veramente con grande indeterminatezza e difficoltà. Alcuni di questi appunto sia nelle strutture residenziali che nel servizio di supporto all'autonomia che svolgiamo a domicilio sono in proroga da anni e anni. Che cosa attendono? Per chiamarci e dire ecco come possiamo andare avanti, cosa possiamo fare, che tipo di gara possiamo organizzare
a che tipo di bisogni dobbiamo rispondere. Ecco, non c'è questo confronto. E anche nell'ambito, giusto per terminare, nell'ambito dei requisiti e delle tariffe, siamo veramente in lotta da anni per un riconoscimento anche più adeguato che ci permetta di lavorare meglio. Ecco, questa era un po' la testimonianza che vi volevo portare. Grazie. Grazie molto per l'intervento. Rosario sempre da qua. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare per la partecipazione, di essere stati invitati e porvo anche i saluti di Conf Cooperative e Federsolidarietà Sardegna in questo momento in rappresentanza. Io sono Rosario Anglisani, sono uno psicologo, visto che ne avete parlato tanto in questo momento, e rappresento la Cooperativa Servizi Sociali. Sono il presidente di una cooperativa trentennale che si occupa sia di minori che di salute mentale adulti. Io dico la verità, così mi scarico un po' l'ansia del... Sono diversi giorni che rifletto sul cosa dire in questa giornata, perché è un argomento talmente vasto e soprattutto in questo momento che siamo stati fermi per 2 anni, che è un po' che noi dei servizi del terzo settore è un po' come se si aprisse il vaso di Pandora, vorremmo fare tutto, tuttissimo, però ci siamo accorti che ci sono diverse situazioni che sono stallate ormai negli anni e che in questi 2 anni di pandemia non ci hanno neanche permesso di poterci ragionare. Poi discutendo dei diritti ci sono anche i doveri. Quindi io potrei presentare la mia cooperativa, però molte volte i miei colleghi cooperatori mi dicono: Rosario, tu sei un ambivalente, perché non si capisce se vuoi più bene ai minori di ti occupi oppure agli adulti, perché noi ci occupiamo sia di minori che adulti. Quindi integrata per minori su neuropsichiatri. E poi lavoriamo attraverso i centri di salute mentale, come diceva Elisabetta Pili. Con i centri di salute mentale abbiamo sia un abitare assistito, ma abbiamo un proprio appartamento, abbiamo una casa integrata che va dai 18 ai 65, un po', quindi spaziamo ad ampio raggio. E poi pensavo, ma di quali diritti devo parlare? Dei minori, cioè il passaggio dei minori dai 18 anni alla salute mentale adulta, che c'è un vuoto marginale, ai nostri NEET, su cui non c'è assolutamente una programmazione, cioè alla fine la Regione Sardegna ha un alto percentuale di ragazzi con dispersione scolastica. Devo parlare della salute mentale adulti, dove è assente una programmazione, non riusciamo a programmare i percorsi, dobbiamo lavorare sull'urgenza e emergenza. Di che cosa devo parlare? Poi ho pensato anche, ma devo parlare anche di doveri, cioè il dovere del terzo settore a dover sapere ascoltare, oppure a sapere ascoltarlo, sui piani anche di lavoro, sui tavoli, sulla costruzione di nuove forme, ad ascoltare le esigenze dei ragazzi, ad essere più attrattivi sulla dimensione delle comunità, perché è vero, come diceva Gisella, il problema del trovare personale, che ormai è un problema diventato nazionale, perché sui tavoli nazionali si discute anche questo, ma è anche un problema di attrattività, di quanto noi siamo attrattivi e di quanto venga riconosciuto il costo del lavoro dei nostri operatori, ma in primis quanto venga riconosciuto il costo del lavoro in generale, anche alle cooperative, al settore, perché stiamo andando avanti per un nuovo rinnovo dei contratti. Quindi è una situazione in cui io dico, mi trovo in un'ambivalenza dei discorsi, non mi va di presentare la mia cooperativa, potrei parlarvi dei progetti che abbiamo con il Ministero, la sensation seeking per i ragazzi, portiamo i ragazzi a fare le escursioni, a fare il kitesurf, oppure sugli adulti. Io quello che vorrei maggiormente esporre, poi sarò brevissimo in questo frangente,
perché la necessità è la necessità di avere una programmazione, la necessità è di avere anche di mantenere qualcosa che è già stato programmato, come un sistema integrato, che ancora la Regione Sardegna non si è esposta ancora sulla soluzione. E anche di riuscire a metterci noi in, come diceva Elisabetta, in maggior rete per riuscire a esporre maggiormente le nostre problematiche come settore, ma anche vi è anche un'assenza di una consulta regionale sulla salute mentale, cioè c'è la necessità anche di avere voce da questo punto di vista, cioè c'è totalmente un'assenza anche di possibilità di poterci confrontare e ascoltare e ascoltarci, per avere una maggiore costruzione programmatica. Secondo me è quello che in questo momento manca, in questi anni è mancato nella salute mentale, una costruzione programmatica per poter, tra virgolette, dare un po' più di luce ai nostri ragazzi. A me è la cosa che rende felici, anche se secondo me si stanno un po' scocciando, però perché siamo un poco attrattivi in questo momento. Però occupandomi di minori, vederli qua e cercare di farvi capire un po' quello che facciamo mi rende abbastanza felice. Ecco, non siamo così anche di salvaguardare il nostro territorio. Di Senorbi, con alcuni loro insegnanti, in programma di leggere alcuni brani che gli studenti e le studentesse hanno selezionato. Quindi Marica, grazie. Buonasera. Allora. Il diritto alla salute nella Costituzione italiana. L'oggetto principale della trattazione è il diritto alla salute. In Italia il diritto alla salute rientra tra i diritti sociali, categoria di diritti che permette all'individuo di pretendere che lo Stato fornisca alcune prestazioni. Esso è l'unico diritto per il quale la Costituzione riserva l'aggettivo fondamentale, richiamato espressamente dall'articolo 32 della Costituzione. Da ciò derivano diverse conseguenze, ossia che il diritto alla salute è sicuramente inalienabile, non può essere oggetto di vendita, intrasmissibile, indisponibile e irrinunciabile, non solo per i cittadini italiani ma anche per gli stranieri. Il diritto alla salute non corrisponde alla semplice assenza di malattie, ma esprime la condizione di completo benessere psicofisico, mentale e sociale, includendo anche il diritto a un ambiente salubre. In questi termini si è espressa anche l'OMS. L'articolo 32 della Costituzione stabilisce: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e l'interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti del rispetto della persona. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Nell'ordinamento italiano, quando si parla di diritto alla salute, si deve comprendere anche l'uguaglianza, ossia lo Stato deve garantire la salute a tutti gli individui, senza discriminazioni sociali e personali. Dall'analisi dell'articolo 32 deriva un primo fondamentale principio, ossia quello culturale. Non è solo un bene individuale, ma anche un bene collettivo, appartenente alla società nel suo insieme. L'intervento a tutela della salute è pertanto profondamente
impegnato intorno al concetto di solidarietà. Se la salute è un bene collettivo, allora impegnato intorno al concetto che la salute è un bene collettivo. Allora è la comunità sociale che deve farsene carico in ogni singolo. Esso inoltre non è organizzato da privati ma è pubblico. È lo Stato attraverso la Regione ad istituire un'organizzazione che promuove, tutela e mantiene lo stato di salute dei suoi cittadini. Questa organizzazione prende il nome di Servizio Sanitario Nazionale. Altro aspetto da sottolineare è l'uguaglianza di tutti i cittadini che hanno diritto di accedere in modo uniforme all'SSM, cioè determina l'obbligo di erogare uguali livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini. L'intervento del Servizio Sanitario Nazionale, infine, non è finalizzato unicamente alla cura delle malattie, ma si estende a interventi di riabilitazione e soprattutto alla prevenzione. Quest'ultima viene attuata a largo raggio e assume campi di intervento gli ambienti di vita e di lavoro. Grazie Marica. Rosy Guiso della cooperativa Progetto Uomo di Nuoro. Allora, buonasera a tutti, grazie Giselle e agli organizzatori per l'opportunità che mi hanno dato di essere qua e di portare la nostra testimonianza. Mi presento, sono Rosy Guiso, sono presidente di una cooperativa sociale che opera a Nuoro e provincia, principalmente in convenzione con gli enti locali, province e comuni. Ci occupiamo di diversi servizi, di servizi a domanda individuale, di assistenza domiciliare, legge 162, anche il premium, RAC, dei progetti di inclusione scolastica nelle scuole superiori. Abbiamo diversi progetti di inclusione sociolavorativa, l'ultimo che stiamo portando avanti è un progetto Includis, dove non ci occupiamo solo del tutoraggio, ma ci occupiamo anche del coinvolgimento dell'azienda, dell'orientamento specialistico delle persone che fanno parte di questo progetto. Nell'ambito della salute mentale, da 11 anni gestiamo inoltre una comunità che, secondo una brutta definizione data dagli standard regionali, è una SERPAE. Noi preferiamo definirla una residenza progettata a partire da un progetto comunitario e condiviso, e grazie alla disponibilità di un bene di pregio che ci è stato messo a disposizione dal seminario vescovile di Nuoro, che è la casa natale di Salvatore Satta, il giurista e lo scrittore nuorese. Non ultima in ordine di importanza, aderiamo alla rete di Federsolidarietà, che è l'organismo politico-sindacale facente capo a cooperative, e partecipiamo, nella mia persona, al gruppo di lavoro nazionale sulla salute mentale. La creazione della comunità Casa Satta è connessa idealmente non solo alle idee veicolate dall'esperienza triestina e basagliana, ma è connessa anche alla storia della nostra cooperativa sociale, che è una storia comune e condivisa con altre cooperative sociali in Italia. Esporre la nostra esperienza sul tema di oggi ci porta inevitabilmente a fare una piccola parentesi, mi porta inevitabilmente a fare una piccola parentesi sulla storia della nostra cooperazione sociale, che è una storia comune. Infatti Progetto Uomo ha una storia che la accomuna a tante altre realtà che sono nate in Italia negli anni '80, con l'urgenza di dare una risposta a dei bisogni e con l'urgenza di colmare un vuoto nei servizi e una inadeguatezza dei servizi presenti allora nel nostro territorio nazionale. L'idea, nel nostro caso, era creare servizi rivolti alle persone con disabilità, fuori dai grossi contenitori presenti allora nel territorio regionale e nazionale, gli ospedali psichiatrici, gli orfanotrofi, i grandi contenitori e le istituzioni totali. Creare dei servizi non nella separatezza, ma dentro la società civile, con i volontari, con la partecipazione delle persone stesse. Infatti il gruppo iniziale, anche da noi, era un gruppo di volontari e di familiari, in alleanza con le pubbliche amministrazioni, ma non al loro servizio, per integrare le risorse della comunità
e per rispondere ai bisogni della comunità stessa. Nel 91, dopo una fase pionieristica, arriva la legge 381 che specifica bene la natura giuridica delle nostre cooperative e riconosce le cooperative sociali quali soggetti che hanno uno scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e la integrazione sociale dei cittadini. Una legge importante e dirimente, che molti nei nostri ambienti definiscono un'incompiuta di successo, in quanto da più di 30 anni, abbiamo fatto i 30 anni della promulgazione della legge 381, convivono all'interno del movimento cooperativo due anime partisan trasversalmente presenti anche nelle tre organizzazioni all'interesse generale della comunità, della promozione umana, con scelte comunitarie e di servizi ispirati a questa chiave di lettura. Una seconda anima che riguarda le cooperative ispirate principalmente alla crescita dimensionale ed economica. Un'anima fortemente competitiva che pensa a fare impresa anziché porsi al servizio delle comunità locali e dei loro cittadini. Imprese promosse purtroppo con miope determinazione, mi vuole dirlo, anche dalle pubbliche amministrazioni, con gare d'appalto e con la promozione di un mercato competitivo basato su logiche di mercato inapplicabili nei servizi alle persone. Quest'anima orientata a rispondere ai bisogni della pubblica amministrazione forse ha condizionato in parte anche noi cooperative sociali che abbiamo come stella polare l'articolo 1 della legge 381. Forse abbiamo speso troppo tempo a rispondere ai bisogni della pubblica amministrazione e a non fare cooperazione comunitaria, a non rispondere ai bisogni delle persone, ad intercettare i nuovi bisogni, nati non solo dalle fragilità personali, ma anche da un sistema sempre più fondato sulle disuguaglianze e limitato accesso ai beni primari per tutti. Attualmente, dopo una crisi pandemica che ha messo in ginocchio il nostro già in crisi sistema sanitario e il nostro welfare, ci sono però le condizioni per cogliere questa crisi come un'opportunità, anche per noi cooperatori, per uscire dal torpore, per fare chiarezza e recuperare, innovandolo, lo spirito della legge 381, grazie anche al nuovo scenario legislativo che è dato dalla riforma dell'articolo 55 del codice del terzo settore e dalla conseguente sentenza 131 del 2020 della Corte Costituzionale, che ridefiniscono finalmente i rapporti tra pubblica amministrazione e terzo settore non più in termini di concorrenza e di subalternità, ma in termini di coprogrammazione e coprogettazione, ossia di amministrazione condivisa. Questi strumenti legislativi servono per orientare e ridefinire le cooperative e il terzo settore verso lo spirito originario dell'articolo 1 della legge 381, perché non si può diventare agenti di cambiamento della società se non si rinuncia definitivamente alle sole logiche di competizione e di profitto, se non si esce fuori dalla trappola del sistema concorrenziale proposto dalla pubblica amministrazione e se non si mette al centro del proprio operato il radicamento nella comunità e nel territorio di appartenenza, l'ascolto e la risposta ai bisogni sociali, la costituzione di alleanze possibili e qualificate, la partecipazione e la democrazia interna, il riconoscimento dei diritti delle fasce deboli della popolazione. Ci sono tutte le condizioni per uscire da questo sistema, ci sono ottimi esempi in Italia, dati dal mondo della cooperazione sociale, con ottimi risultati. Il nostro apporto ai servizi di salute mentale deve ripartire da questa scelta dirimente della cooperativa sociale, della cooperazione sociale, in quanto riteniamo che per operare nei servizi di salute mentale occorra una cooperazione ispirata ai valori, una cooperazione sociale che progetti servizi ed interventi, e non solo residenze, per aiutare le persone a riprendersi dalle malattie mentali e che non sia orientata solamente alla sostenibilità finanziaria e al mantenimento dello status quo. È una ricchezza, che genera inclusione, che genera lavoro, che genera diritti sociali e che può essere un soggetto attivo, e qua mi voglio ricollegare anche a quello che ha detto la dottoressa Di Rindin. Le cooperative possono, questo tipo di cooperazione ispirata ai valori può anche contribuire ad una visione partecipata dei servizi di salute mentale, può dare il suo contributo. Abbiamo assistito in questi anni a un progressivo impoverimento delle politiche e degli interventi sociosanitari in salute mentale, la carenza dei
personali del CSM, la destrutturazione dei dipartimenti. L'aspetto più grave, a nostro parere, delle politiche nazionali e regionali è stato forse quello di aver trascurato o non avere per niente una visione di riabilitazione comunitaria orientata alla recovery delle persone, nonostante la letteratura scientifica sia andata avanti nell'individuazione delle strategie, dei metodi che aiutano le persone a una ripresa della loro vita. Una riabilitazione psicosociale orientata all'aumento del funzionamento sociale negli ambiti di vita della persona, quale la famiglia, il lavoro, le relazioni sociali, la casa, che le aiuti a fronteggiare discriminazioni e povertà. Non avere una visione dei servizi comunitari e orientata alla ripresa delle persone significa continuare ad operare sia come pubblico, ma sia artistico, orientato ai sintomi, con pratiche approssimative, estemporanee, inefficace e talvolta, come le definisce Paola Carotta, addirittura iatrogene, ossia danneggianti la vita delle persone. Ed è da questi valori di una parte consistente del mondo della cooperazione sociale e dalla visione comunitaria della riabilitazione della salute mentale che dobbiamo partire, con gli strumenti dell'amministrazione condivisa, coprogettazione e coprogrammazione, con le pratiche dentro la comunità e dentro i territori. Ripartire dal progettare i servizi che vedono i bisogni delle persone e lavorano con metodo per riconoscere e realizzare i loro desideri, per diffondere speranza, per ampliare il repertorio delle strategie per affrontare le proprie vulnerabilità. Naturalmente, come da molti detto, servono delle figure sanitarie, gli infermieri, gli psicologi, i medici, ma servono anche le altre figure assistenti sociali. Servono i progetti di inclusione promossi dalle cooperative sociali nei luoghi delle comunità. Servono le associazioni, i cittadini, il terzo settore che opera non solo nel sociale, ma anche nell'ambito culturale, ambientale e sportivo. Serve soprattutto mettere al centro delle persone il loro fondamentale diritto all'inclusione sociale. Grazie molte anche a Rosi. Quindi adesso chiamiamo Federica Sancassiani. Federica è ricercatrice del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università d'Italia. Doveva intervenire Mauro Carta, ma Mauro aveva un impegno da un'altra parte. Avviso le persone che sono collegate su Zoom che dobbiamo abbassare un momento il video, così Federica fa l'intervento da qui perché ha delle slide. Grazie Gisella, grazie agli organizzatori per questo invito. È un onore e un piacere essere qui presente a questa bella iniziativa. Ci tengo anche a portare i saluti di Mauro Carta, che ce l'abbiamo a Tunisi per un progetto tra l'altro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra quelli di cui vi parlerò oggi. È su questo che si incentrerà la nostra presentazione, che abbiamo appunto preparato a quattro mani con il professor Carta. I punti principali che tratterò sono questi: la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, meglio nota col suo acronimo inglese CRPD, il progetto dell'OMS Quality Rights e alcuni tra gli strumenti del Quality Right, in particolare il programma di formazione online. Allora, è noto che purtroppo le persone con disabilità psicosociali sono spesso discriminate e sperimentano altrettanto spesso la violazione dei diritti umani. E questo è da imputare, tra le altre cose, principalmente a due fattori. Intanto a una qualità, ahimè, scarsa, molto spesso dei servizi di salute mentale, in cui ancora vengono perpetuati dei trattamenti disumani e non viene garantita la libertà di scelta alle persone che afferiscono, e ancora al fatto che le organizzazioni delle persone con disabilità psicosociali e di quelle che si occupano dei loro diritti sono poco numerose. Qualche dato rispetto all'accesso alle cure. Nel mondo un terzo della disabilità è dovuta a sofferenze e problematiche di tipo mentale,
più del 70% delle persone con disabilità psicosociali non hanno accesso a servizi di buona qualità e la spesa sanitaria destinata alla salute mentale è veramente irrisoria. Qui c'è qualche dato risalente al 2017, meno di $2 all'anno per persona nel mondo e addirittura poco più di $25 all'anno per persona nei paesi a basso reddito. Spesa sanitaria che peraltro è diminuita ulteriormente a seguito della pandemia Covid e delle guerre. Un altro dato altrettanto inquietante è che nel mondo le cure in salute mentale vengono erogate per lo più dagli ospedali psichiatrici, che sono strutture spesso ubicate in zone molto periferiche rispetto ai luoghi abitati dalle persone, dove vengono adottati metodi custodialistici e ancora spesso coercitivi. Le cure di comunità sono poco diffuse, laddove presenti l'integrazione, il coordinamento tra i servizi non è spesso di buona qualità. Ancora, in diversi paesi a basso reddito la salute mentale è ancora appannaggio di guaritori tradizionali e la tutela dei diritti umani non è salvaguardata. Come vi dicevo prima, la pandemia Covid ha sicuramente peggiorato questo quadro e soprattutto ha fatto emergere la necessità di rafforzare e implementare le reti di supporto per le persone con disabilità psicosociale. A me è già noto il fatto che molte strutture residenziali per persone anziane con deficit cognitivi e disabilità psicosociali hanno visto degli scenari veramente inquietanti, con persone letteralmente lasciate a morire di fame. L'incidenza Covid nelle persone con disabilità psicosociali, l'incidenza di mortalità, scusate, per Covid è molto alta. Addirittura per le persone con schizofrenia il rischio di morire di Covid una volta contatto il virus è quasi 3 volte maggiore rispetto alle altre persone. Qui ci sono, abbiamo riportato 2 tra i principali report delle Nazioni Unite sui diritti umani e le disabilità psicosociali. Uno risale all'epoca pre-pandemica, 2017, per cui l'Alto Commissariato per i diritti umani ha raccomandato in maniera prioritaria di mettere fine alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità psicosociali. In epoca pandemica, nel 2020, l'UNHRC ha espresso la necessità di un'agenda mondiale per la salute mentale che sia centrata sui diritti umani. Ed è un po' da qui, ma anche un po' prima, che si atterra con la CRPD, con la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità nel 2006, convenzione che altro non è che un trattato internazionale, il primo trattato internazionale sulla disabilità anche psicosociale e sui diritti. Sicuramente è un punto di svolta sui diritti di salute mentale. Secondo questo trattato i paesi hanno l'obbligo di promuovere, tutelare e rispettare i diritti delle persone con disabilità su una base di equità con le altre persone. È un documento vincolante, nel senso che l'atto di ratifica delle convenzioni legali e complessivamente sancisce il ruolo attivo delle persone con disabilità in tutte le decisioni che riguardano la propria vita. Tra i vari articoli del documento, sicuramente l'articolo 12 è un articolo attualmente fonte di diatriba, se così si può dire, perché qui vi ho riportato uno stralcio che leggerò, afferma questo: le persone non possono essere private del diritto alla capacità giuridica sulla base della loro disabilità. Gli Stati adottano le misure appropriate per fornire l'accesso delle persone con disabilità al sostegno di cui possono aver bisogno per l'esercizio della capacità giuridica. Quindi il fatto che la capacità giuridica non possa essere negata, ma al contrario debba essere sostenuta e supportata, è il punto centrale su cui si basano diverse interpretazioni, soprattutto riguardo il trattamento sanitario obbligatorio. Rispetto a questo, la ricerca ci offre una sorta di terza via, in mezzo appunto a queste diatribe polarizzate su posizioni molto radicali. Ci dice intanto una cosa che possiamo
ovvia, però numeri alla mano, sono diversi gli studi che lo mettono in evidenza, ovvero che la frequenza del TSO, del trattamento sanitario obbligatorio, diminuisce all'aumentare le risorse disponibili per le cure comunitarie. Quindi se si assume che nella condizione ideale di disponibilità massima di risorse il TSO tenderebbe a zero, è opportuno considerare il TSO come un evento sentinella capace di segnalare al sistema sanitario che qualcosa è andato storto e che tale trattamento poteva essere evitato. Questo ha una ricaduta in termini operativi molto importante, perché mette nella condizione gli operatori della salute mentale di interrogarsi su quali sarebbero potute essere delle possibili alternative da applicare, appunto alternative al TSO. Disponibili tutte le posizione. Questo però ahimè i numeri sono questi. Qui vi ho ricordato il dato del 2009 che si riferisce alla spesa sanitaria dedicata alla salute mentale, che mette in evidenza economica l'Italia, come vedete, è nel senso che aveva investito nel 2009 poco più del 5% della spesa sanitaria in cure per la salute mentale, percentuale che si è ulteriormente abbassata nel 2015 al 3,9%, nello stesso anno in Sardegna la spesa sanitaria destinata alla salute mentale è stata del 2,6%, quindi neanche il 3%. Sono dati sicuramente allarmanti, possono anche scoraggiare, ma ci piace pensare che in questo senso la CRPD possa essere uno strumento molto utile, uno strumento giuridico molto prezioso a tutti coloro che sono in prima linea nella battaglia per il diritto alle cure e ai servizi di salute mentale di qualità. Arriviamo a parlare del progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Quality Rider, che è un po' la risposta dell'OMS a tutte queste sfide poste dai report delle Nazioni Unite sui diritti e sulla territorio, orientati alla recovery e rispetti nei promuovere i diritti umani, aumentare la consapevolezza della società civile una rete internazionale istituzioni su come condurre una valutazione complessiva e che include informativo specifico su come trasformare i servizi e promuovere i diritti umani. Questa è un'altra lista di materiali molto facilmente scaricabili dal sito
come l'advocacy e così via, quindi appunto da parte di tutti. Mi vorrei soffermare un pochino di più sul e-training, che è appunto un corso online, una formazione online, costituita da 5 moduli per un totale di circa 40 ore di formazione, che include questi argomenti: diritti umani, salute mentale, disabilità e diritti umani, capacità giuridica e diritto decisionale, recovery e diritto alla salute, libertà dalla coercizione, violenza ed abuso. Ogni modulo è diviso in argomenti e prevede circa 8 ore di formazione. È una formazione online rivolta a operatori della salute, ovviamente, a persone di sanità psicosociale, a persone che utilizzano i servizi, familiari, caregivers, decisori politici, organizzazioni non governative e associazioni. Prevede anche una valutazione pre e post training, questo perché il corso dà la qualifica di sviluppare gli strumenti di valutazione dei servizi di cui vi ho parlato, la piattaforma e-learning. Abbiamo contribuito alla traduzione e attualmente stiamo ultimando l'implementazione del progetto Quality Writing in Ghana, Libano e Armenia, e abbiamo iniziato lo stesso progetto in Tunisia. Infatti non l'ho carta di oggi e non è potuto essere qui. Qualche risultato, dopodiché vi saluto, del Quality Writing in Italia. Come vi dicevo prima, abbiamo tradotto in italiano il toolkit e il corso e-learning, e da 4-5 mesi più o meno che abbiamo lanciato la piattaforma. Ci sono addirittura già 25.000 iscritti, 2.500 dei quali hanno ottenuto la certificazione. Abbiamo condotto diversi studi sulla vari, sostanzialmente facendo un confronto tra operatori della salute mentale e operatori di altri servizi sanitari durante la pandemia Covid. Abbiamo coinvolto in tutte le fasi della ricerca persone con disabilità psicosociali, fino a coinvolgere proprio anche nella... Abbiamo riscontrato una maggiore soddisfazione percepita sostanzialmente negli operatori dei servizi di salute mentale rispetto a operatori di altri servizi. Dato sorprendente se pensiamo al burnout degli operatori sanitari di salute mentale, dato abbastanza coerente però col fatto che in Italia abbiamo il nostro modello comunitario di cure, modello tra l'altro supportato da familiari e rete associazionistica territoriale, quindi questo in parte può spiegare questo risultato. Abbiamo riscontrato la carenza di risorse di cui parlavo anche prima, e siamo molto orgogliosi del fatto di essere riusciti a coinvolgere appunto in tutte le fasi delle ricerche, di alcune ricerche che stiamo portando avanti, persone con disabilità psicosociale. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie molte. Silvia Cico. Buongiorno a tutti. Vai, Silvia. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito a Gisella Trinca.
tanto per avermi invitato a questa conferenza. Allora, io sono borsista presso il Centro Culturale La Virgola, che fa parte del Centro di Psichiatria, lo stesso di Federica Sancassiani. Il nostro Centro Culturale La Virgola si occupa di una serie di rubriche attinenti alla salute mentale. Ci sono 4 rubriche in corso, sono il Club del Libro, i Humans of the Island, che si occupa delle persone sarde che sono emigrate all'estero e si sono sistemate all'estero per lavorare. Poi c'è La Sardegna si racconta, che parla della nostra isola, delle sue tradizioni, storie, costumi, tutte pillole informative sulla nostra storia culturale. E poi c'è Grow Your Mind, che, come dice il nome, si occupa della crescita di consapevolezza per quanto riguarda la salute mentale attraverso una serie di post sui social, dove si parla di film, poesie, libri, fumetti, tutto ciò che comunque concerne le problematiche della salute mentale. Io ho fatto parte anche della ricerca del centro di psichiatria e di professor Carta sulla soddisfazione degli utenti per quanto riguarda i servizi di salute mentale. Penso che una salute mentale che funzioni fa bene non solo agli utenti, ai pazienti cosiddetti, ma anche agli stessi operatori, in quanto si riscontrano molte cose tipo il burnout che fa male a tutti in seguito alla carenza di risorse. E poi nel Centro Culturale La Virgola mi occupo di quality rights e della diffusione di questa bellissima iniziativa dell'OMS. E poi faccio le illustrazioni per tutte le rubriche di cui vi ho parlato poc'anzi. Complimentone. Io sono una persona con sofferenza mentale che ha deciso volontariamente di curarsi, prendere le medicine, insomma. Silvia, grazie molte e anche social dell'Alzheimer. Fa parte della radio on the esatto. Chiamiamo la sindaca di Guasila, un'amministrazione comunale a noi molto cara, perché loro fanno delle cose veramente straordinarie. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Per me è un piacere essere qui. Ringrazio Gisella per averci ospitato come amministrazione. Non ci sono solo sociali. Per me è un piacere di persone, di salute mentale. Come amministrazione abbiamo ancora tanto da imparare, però grazie davvero anche alla sensibilità dell'assessorato all'inclusione, in questi anni abbiamo attivato alcune azioni importanti sia per noi come amministratori, amministratrici, per imparare anche a trattare certi temi che molto spesso siamo costretti a trattare per il ruolo che abbiamo con molta superficialità, e per coinvolgere soprattutto le giovani generazioni
su temi come quelli della salute mentale, che molto spesso sono appunto stigmatizzati e che non vengono trattati, o comunque trattati con superficialità. Quindi è un piacere oggi vedere che ci sono qua i ragazzi dell'Istituto Einaudi, che è un istituto appunto di istruzione superiore del comune di Senorbi, dove partecipano molti ragazzi anche del nostro piccolo paese, e che insieme a noi hanno iniziato questo percorso comunque di coinvolgimento e di sensibilizzazione con i loro studenti e le loro studentesse. E quindi è anche grazie ai loro insegnanti che hanno deciso di farli trascorrere una giornata diversa di istruzione qua a Cagliari, proprio per parlare di salute mentale. Cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto come amministrazione? Negli anni del nostro mandato abbiamo riattivato un progetto che probabilmente molti di voi già conoscevano, che è il progetto Macchiori, che parte appunto da un nome un po' bizzarro che significa follia, ma che è un progetto appunto che vuole coinvolgere la comunità per fare operazioni di inclusione sociale. Quindi sia nel 2019, purtroppo nel 2020 solo attraverso la piattaforma informatica, il festival sulla salute mentale ha avuto luogo a Guasila, ma da lì sono partite appunto diverse attività, soprattutto nelle scuole, sia per rappresentare ai ragazzi l'importanza di parlare di salute mentale. Nelle scuole abbiamo ospitato diversi autori di libri che raccontavano la propria esperienza, soprattutto di figli di genitori con problemi di salute mentale, e queste esperienze sono state davvero rilevanti e importanti anche per i ragazzi che, seppur timidamente nelle prime ore degli interventi, piano piano sono sempre uscite le loro emozioni, e tanti di loro hanno anche espresso i propri disagi, spesso perché vivono situazioni di questo genere, e hanno avuto anche il coraggio di chiedere agli insegnanti di essere più attenti e più sensibili, anche quando magari si fa un compito in classe non bene, a leggere che cosa c'è dietro quel risultato scarso. E questo per noi è sicuramente un grande risultato, aver permesso ai ragazzi di aprirsi e di conoscere quelle che sono anche le ragioni che molto spesso portano abbiamo avuto la fortuna di accedere ad un finanziamento di ANCI Sardegna, della quale faccio anche parte, che è un finanziamento che ha dato l'opportunità alle amministrazioni comunali di attivare il Centro per la Famiglia. Il Centro per la Famiglia è uno sportello di ascolto, è uno psicologo che è sempre all'interno delle nostre comunità, che ha le porte aperte, che consente appunto di essere utilizzato gratuitamente da chiunque, e ci siamo resi conto senza saperlo che è un servizio che serve tantissimo, dove le persone hanno accesso gratuitamente, volontariamente, e che ci permette di creare anche sinergia attraverso i servizi sociali. Con la sensibilità dell'amministrazione stiamo cercando anche di cambiare l'approccio alla salute mentale, che non è facile. Parlo per me stessa, le prime esperienze di trattamento sanitario obbligatorio sono state del tutto negative. Io sono sindaca da 8 anni e molto spesso ci si ritrova a adottare ordinanze per trattamenti sanitari obbligatori senza la conoscenza. Ci convincono di avere un potere, come se fossimo appunto autorità che hanno l'obbligo di intervenire per l'ordine pubblico, cosa che invece non è così, lo stiamo capendo. E quindi ci sono stati episodi in cui l'ordinanza per il trattamento sanitario obbligatorio è stata sicuramente superficiale. Oggi posso dire che
negli ultimi anni, forse ne ricordo forse una, dove siamo stati costretti a farlo per il benessere della persona, ma si cerca sempre, anche con la collaborazione appunto dei servizi, di portare le persone appunto che arrivano a un momento di disagio forte a curarsi in maniera spontanea e libera. Questo perché lo racconto? Perché io mi rendo conto che anche come rappresentante di ANCI Sardegna molto spesso gli amministratori non sono formati a trattare a occuparsi di trattamenti sanitari obbligatori. E quindi questa opportunità anche di raccontare e di trasmettere quelle che sono le piccole esperienze vissute consentono di appunto trasmettere a volte anche buone pratiche. Vorrei raccontare anche un aneddoto però sul fatto che le amministrazioni molto spesso sono tenute ad affrontare temi come questo in completa solitudine, molto spesso anche senza l'aiuto, al contrario, dei servizi, con qualcuno che ci impone di mettere una firma su quella ordinanza nel più breve. Tutti questi aspetti, se non si è molto determinati, portano appunto a trattare queste tematiche con assoluta superficialità. Quello che mi sembra importante è che ci siano occasioni di fare le comunitivo, di farlo nel migliore dei modi. Ci manca ancora molto per essere completamente inclusivi, perché poi è difficile anche educare tutte le persone, però siamo convinte come amministrazione, parlo soprattutto al femminile perché siamo un'amministrazione con una forte presenza femminile, siamo convinte che partendo prima di tutto dalle scuole e poi dalla trasmissione dei valori in prima persona si possa comunque educare una comunità ad essere inclusiva e a valorizzare qualsiasi persona nelle sue specialità, e questo stiamo cercando di farlo. Grazie per averci dato l'opportunità di raccontarlo. Grazie molte a Paola. Adesso diamo la parola a Stefania Alloi, è la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari, che ci porta i saluti del sindaco Paolo Truzzi. Prego. Buongiorno a tutti. È un onore per me oggi essere qui con voi. Ovviamente porto i saluti della nostra amministrazione, del primo cittadino Paolo Truzzu, che per impegni istituzionali non può essere presente. È un onore per me anche perché io, come formazione, io sono una pedagogista, quindi questi temi non mi stanno indifferenti e non stanno indifferenti sicuramente alla nostra amministrazione. Sono qui soltanto per portarvi i saluti, quindi io non mi dilungo in quelle che sono le nostre attività che hanno un occhio particolare a questi temi, e come Commissione Pari Opportunità che decliniamo sempre più spesso sul sociale e ci prendiamo proprio cura di quelle realtà della nostra città. Ricordo soltanto l'ultimo evento, uno degli ultimi eventi, quello del mese scorso, dove è stato inaugurato un centro polivalente, ovviamente curato oltre dalle cooperative anche dai nostri servizi sociali, Guardami, Incontrami, Ascoltami, dove c'è stata un'esposizione di opere d'arte fatte da degli artisti straordinari che sono i fruitori del centro. Ecco, l'attenzione particolare c'è, l'attenzione a far emergere anche attraverso l'arte quelle che sono i disagi della società e i disagi della persona.
Purtroppo noi viviamo che vive di spot, dove tutti sono felici, tutti anche nei social si mostrano felici. Ecco, dietro questa felicità apparente c'è una solitudine profonda, di cui nessuno però vuole parlare, perché tutti quanti hanno paura di affrontarla. Per questo sono contenta di essere qui, perché la nostra vita è fatta di momenti bui, è fatta di solitudine, bisogna avere il coraggio di raccontarsi, perché attraverso la debolezza degli altri c'è l'incontro vero. Per cui ben vengano eventi di questo tipo che mettono in evidenza l'umanità della persona, mettono in evidenza la fragilità e tutti quanti ci riconosciamo attraverso la fragilità. Io non amo molto la parola disabilità, le disabilità. Io preferisco le differenti abilità, perché tutti noi abbiamo differenti abilità, che se mettiamo a parte ci rendono diversi ma unici, ed è questo il punto di incontro. Quindi grazie per quello che fate e buon proseguimento. Grazie Stefania Loi. Chiamiamo adesso il sindaco di Curcuris, Raffaele Salvatore Pilloni, che ringraziamo molto. Buongiorno, grazie a Unasam e ad ASARP per l'invito, grazie a Gisella Trincas, a nome mio dell'amministrazione comunale di Curcuris. Partirei subito con l'inquadrare geograficamente Curcuris, perché sono sicuro che tanti di voi, la maggior parte della platea, non lo conosce. Curcuris è un piccolo paese di circa 300 abitanti nell'Alta Marmilla. La dottoressa Di Lindin prima ha citato Antonio Gramsci, ecco, è esattamente logisticamente a 2 chilometri da Ales, paese natale di Antonio Gramsci. Ho apprezzato molto tutto il sindaco, l'intervento della collega sindaca Paola Casula, per 2 ragioni fondamentalmente. Il primo per l'attività che svolgono di promozione, di consapevolezza con riferimento alle tematiche della salute mentale, perché spesso sento parlare anche professionalmente, io svolgo l'attività faccio l'avvocato, sono un avvocato che si occupa di diritto penale, quindi ho diciamo una duplice prospettiva, quella di sindaco e quella di professionista nel settore legale, dove spesso in quello penale si ha a che fare con le tematiche con persone affette da disturbi, da disagi di natura psichiatrica. Dicevo, ho apprezzato molto l'intervento perché sento spesso parlare di consapevolezza del malato circa la sua malattia, ma secondo me occorre, Guasila, l'amministrazione comunale di Guasila, come so, lo fa in modo molto importante, promuovere invece consapevolezza all'interno della società sulle tematiche della salute mentale. Parlo quindi di abbattimento di pregiudizi, di timori che spesso riguardano proprio la persona con disabilità psicosociali, considerata magari persona portatrice anche di una pericolosità quasi presunta, anzi sempre presunta nei confronti dei terzi e di altre persone. Anche nel mio comune, io sono sindaco da circa 2 anni, abbiamo cercato di portare avanti sulla falsariga, insomma, di quello che accade in altri comuni come appunto Guasila, un'attività di promozione in questo senso, sempre di consapevolezza nella cittadinanza, come diciamo nel gergo problematiche, sempre con lo scopo di abbattere. È molto importante, desidero portare l'attenzione su un altro aspetto anche di consapevolezza, che deve guardare certamente la società, la cittadinanza, ma a mio parere anche tutti coloro che a diverso titolo e con diversi ruoli vengono coinvolti in varie vicende procedurali, istituti che coinvolgono sindaci, forze dell'ordine, medici, magistrati, dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche private, ad esempio assistenti sociali. E per questo il secondo punto che Paola Casula ha toccato, quello relativo al trattamento sanitario obbligatorio, mi pare paradigmatico di un aspetto di sensibilità enorme tra esigenze di tutelare
la salute individuale della persona che viene sottoposta a trattamento sanitario, e quelle invece trasfigurazione dell'istituto del trattamento sanitario obbligatorio ha subito nel corso degli anni, dopo le modifiche successive alla legge Basaglia, è diventato invece uno strumento funzionale sulle esigenze securitarie, di sicurezza collettiva. Quell'aspetto preminente e unico che era nel trattamento sanitario obbligatorio la tutela della salute individuale appunto del paziente psichiatrico, è diventato invece uno strumento di protezione sociale, e questo l'ho apprezzato principalmente. Non ho mai avuto fortunatamente la possibilità di dover confrontarmi con una possibile ordinanza per trattamento sanitario obbligatorio, ma professionalmente mi è capitato più volte di vedere provvedimenti emessi dai sindaci, e quello che diceva Paola Casula è vero, manca quel tipo di conoscenza, di consapevolezza di un ordinamento che assicura all'autorità sanitaria locale un provvedimento limitativo della libertà personale, anche se successivamente poi, come sappiamo, è previsto il decreto di convalida da parte del giudice, quindi c'è comunque un controllo giurisdizionale. Però quello che voglio dire è questo: l'articolo 32 della Costituzione parla di salute individuale e come proiezione anche della salute collettiva, sostanzialmente, perché la salute individuale viene vista anche nell'interesse della società, della collettività. Però il ragionamento sul trattamento sanitario obbligatorio, che di obbligatorio poi non ha nulla, perché in realtà è un trattamento sanitario coercitivo, non è un trattamento sanitario obbligatorio, perché obbligatorio significa che un soggetto decide di non sottoporsi al trattamento e ne subisce una conseguenza giuridica negativa, una sanzione pecuniaria di quel tipo di trattamento. Viene coattivamente trasferita, come ben sappiamo, direttamente nella struttura ospedaliera. Quindi è anche giusto dare da giurista il nome, la nomenclatura corretta alla tipologia di istituto: trattamento sanitario coercitivo. Detto ciò, l'articolo è bilanciabile nell'ottica, ad esempio, dell'ipotesi di contagio. La salute individuale come situazione statica può cagionare la libera determinazione del soggetto nel non curarsi o meno, può comportare delle conseguenze negative sui terzi. Ma nel caso del paziente psichiatrico questa visione manca, cioè questa immediatezza tra salute individuale e salute collettiva manca, a meno che non si voglia trasformare la salute collettiva in incolumità pubblica, cioè nel pericolo che il soggetto possa commettere un fatto, ma non rientrerebbe nell'articolo 32 della Costituzione. Quindi questo è un primo punto, a mio parere, dal punto di vista di ricostruzione del trattamento pratici, e a mio parere di momenti che riguardano il trattamento sanitario, dichiarazione confessoria. Sostanzialmente abbiamo i medici, e mi è capitato di vedere spesso le proposte di trattamento sanitario obbligatorio, che ripercorrono i requisiti del trattamento sanitario obbligatorio previsti dalla legge, quindi non vanno a calarle nel concreto, spesso perché si è presi dalla necessità di intervenire immediatamente, quindi non lo si fa magari con uno scopo effettivo di necessariamente tutelare la collettività, ma spesso i diritti del sofferente mentale vengono, per così dire, compressi e ridimensionati all'interno dell'articolazione delle procedure, dai doveri delle varie persone che concorrono alla formazione dell'atto, e poi sicuramente anche dalla necessità di portare avanti la procedura. Così i sindaci, che non hanno un'assistenza tecnica, ce lo diceva prima la sindaca, e devo dire anche i giudici hanno una formazione giuridica, ovviamente, non hanno una formazione tecnica o sanitaria o medica, e quindi si trovano a valutare un provvedimento di cui però effettivamente non hanno un patrimonio conoscitivo tale da poter permettere di prendere una decisione che io direi, per tornare alla parola di prima, consapevole. Ma un altro aspetto, a mio parere, è veramente molto importante. Come sappiamo, ovviamente il trattamento sanitario obbligatorio, per Costituzione e per previsione di legge ordinaria, deve tutelare la dignità e la salute della persona. Ma il trattamento sanitario, la legge non prevede che venga notificato il provvedimento all'interessato. Il Consiglio di Stato, qualche anno fa, nel 2018, ha detto che non vi è alcuna invalidità del procedimento dell'atto nel caso in cui l'atto non venga notificato all'interessato. La legge prevede che l'interessato debba essere promossa comunque l'informazione, il consenso al trattamento continuamente nel corso della procedura. Questo a mio parere non accade quasi mai, ma soprattutto che dignità ha una persona che non è neppure degna di ricevere la notifica del provvedimento col quale gli viene limitato diritto fondamentale,
che è quello della libertà personale, oltre che quello della salute individuale. Facendo quindi chiudendo, mi piacerebbe parlare, ma non c'è il tempo, delle tematiche relative all'accertamento della responsabilità penale nel procedimento penale e anche le misure post delitto, misure di sicurezza, ma so che se ne parlerà nella seconda sessione, che con piacere avrò occasione di seguire. Vorrei chiudere solo, la dottoressa Dindin ha citato Antonio Gramsci, cosa che per vicinanza, essendo quasi un mio compaesano, diciamo così, mi ha fatto molto piacere. Io direi invece che mi è venuto in mente, quando lei ha citato Antonio Gramsci, il motto kantiano: agisci sempre affinché l'essere umano non sia mai un mezzo, ma sempre un fine. Ecco, in questo caso è proprio questo motto a cui bisogna tornare in termini di consapevolezza, agire nei confronti di persone che sono sicuramente tra le più dei procedimenti, quelle procedure come il TSO, ma sia sempre, solo ed esclusivamente un fine. Grazie. Grazie molte al sindaco di Curi chiamiamo adesso Alessandro Montigi. Un fatto molto legato.
Scusate, sistemiamo un attimo qua. Allora, il prossimo intervento è in remoto ed è Karen Venturini. Karen Venturini è l'autrice di un libro, di un libretto molto particolare, intitolato Disturbi infantili. Noi per tutta la mattina abbiamo parlato di salute mentale e specificatamente abbiamo parlato di diritti di salute mentale, però concentrando l'attenzione sugli adulti. Qualcuno ha parlato anche chiaramente del disagio dei giovani, dei ragazzi. Ecco, qui con questo libretto si affronta la questione della psichiatrizzazione dei bambini, dei piccoli. Quindi io adesso do la parola a Karen che ci racconta intanto da dove parte questo suo progetto editoriale molto interessante. Mi sposto di là. Buongiorno. Eccoti Karen. Mi sentite? Sì. Sì. Ma no, ti vediamo. Bene. Ti sentiamo bene, adesso vediamo di vederti. Un attimo Karen. Ok. Sì. Bene. Qui lo vediamo. Ok. Va bene? Bene, allora innanzitutto buongiorno a tutti. Grazie a Gisella per l'invito a questo importante quanto necessario convegno sui diritti. No? Assistiamo oggi a una progressiva demolizione dei diritti diritti dei lavoratori e dei malati, insomma. Quindi incontri come questi sono assolutamente necessari per ribadire l'importanza di non abbassare la guardia e continuare nella lotta per la tutela dei diritti. Io non sono per professione, non mi occupo di salute mentale, mi occupo di tutt'altre cose, sono una docente all'università di economia, in particolare di economie alternative al sistema consumistico nel quale viviamo. Mi occupo di economia della decrescita, teoria economia del dono, quindi sistemi utopici oppure sistemi che sono anche stati sviluppati in altre culture e che mettono la relazione con l'altro al primo posto anche delle scelte economiche. E quindi mi occupo comunque del sociale anche nella mia professione. Mi sono imbattuta nella malattia mentale perché sono figlia di uno psichiatra che ha lavorato con Basaglia, è stato collega anche di alcuni psichiatri che sono presenti nel convegno. Anni fa ho scritto un libro sulle donne internate in manicomio a fine Ottocento, partendo dalle schede mediche di queste donne. L'obiettivo era quello di denunciare la violenza che queste donne avevano subito in manicomio e la violenza anche di un'eccessiva categorizzazione e patologizzazione della loro condizione diversa. Spesso venivano chiuse in manicomio donne che non si volevano sposare, oppure donne che il marito voleva allontanare, quindi venivano attribuite loro delle malattie per isolarle e chiuderle in manicomio.
Questa volta mi sono dedicata ai bambini, dopo le donne mi sono dedicata ai bambini. Perché i bambini? Perché io sono insegnante e come insegnante ho notato in tutti questi anni una crescita spropositata delle certificazioni per disturbi dell'apprendimento. Quando io iniziai a insegnare, nelle classi c'erano 1 o 2 bambini con disturbi dell'apprendimento, quindi DSA, disturbi del comportamento alimentare, disturbi oppositivi. Oggi, in qualsiasi classe, ce ne sono tantissimi. Addirittura mi raccontava un collega in una classe dove insegna, la metà delle classi ha questo problema, cioè quello di avere quasi la maggioranza degli studenti con problemi di apprendimento. E allora mi sono chiesta, ma come mai ci sono tutti questi problemi di apprendimento, di disabilità, come mai i bambini e gli adolescenti si trovano a essere sempre più certificati. Nei consigli di classe ormai si parla più di BES, cioè di bisogni educativi speciali, che non altro. Mi sono imbattuta in un libro molto interessante di Frank Furedi, che è un sociologo canadese, che nel suo libro Il nuovo conformismo, troppa psicologia nella vita quotidiana, denuncia il fatto che oggi c'è un eccesso di psicologizzazione, un eccesso di patologizzazione, cioè è quasi come se tutti cercassero di essere certificati come per la loro disabilità o il loro disordine o la loro depressione. Ma questo non è colpa dell'individuo, è colpa di un sistema che alimenta questa cultura terapeutica, per la quale l'uomo è visto sempre più in crisi, sempre più in una situazione emozionalmente fragile, bisognoso di cure, di terapia. Ma questo probabilmente è vero, perché viviamo un momento storico molto difficile e quindi è molto probabile che siamo sempre più fragili rispetto a questa condizione. Però non ci dobbiamo dimenticare che c'è un uso strumentale della psicologia, che c'è un business della malattia mentale. Pensate che 76-80 miliardi di euro di dollari, scusate, è il giro che produce la malattia mentale. E Franco Furedi dice, leggo l'inizio del libro, è l'era della dislessia, della sexual addiction, del disturbo da deficit di attenzione, della fobia sociale e della codipendenza. Sono gli stessi cittadini che si organizzano per ottenere un riconoscimento di una patologia o di una sindrome o di un'etichetta medica. Quindi, ecco, il mio intervento è un po' anomalo rispetto a tutto quello che si è detto oggi. Bisogna avere cura dei malati della salute mentale, bisogna non prendersi a carico i problemi di coloro che sono affetti dalla disabilità, ma nello stesso tempo bisogna stare attenti a questo
a questo rischio di patologizzazione della società. Quando ero bambina mi ricordo che era quasi uno scandalo quello dei bambini americani costretti a prendere psicofarmaci perché iperattivi. Io mi ricordo il dibattito che ci fu in Italia che condannava questa pratica americana. E oggi rischiamo cioè siamo già dentro questa pratica, perché i nostri figli sono etichettati, certificati, e allo stesso tempo molti di loro prendono psicofarmaci. Io ho scritto questo piccolo libro, che poi forse avete lì in sede, vi faccio vedere l'immagine, questo piccolo libro, proprio per denunciare questo, per ribadire il diritto dei bambini ad essere diversi, ad assumere comportamenti di rottura rispetto al comportamento uniformato che la società ci impone, di essere contraddittori, di essere parossistici, di utilizzare l'immaginazione. E quindi ho costruito delle piccole favole, mettendomi nei panni di questi bambini, proprio per sovvertire l'etichetta che gli era stata affibbiata da uno psichiatra, da uno psicologo. Quindi ho lavorato su alcune immagini che ho costruito io attraverso il collage, andando a recuperare nei mercatini cartoline degli anni 50-60 di questi bambini felici, allegri, in famiglia. Li ho ritagliati, quindi ho costruito un contesto moderno, totalmente dissonante, disorientante, straniante. Con questa immagine sotto e con la malattia mentale mi sono ispirata per costruire piccolissimi racconti su questi bambini. Ne leggo uno che poi è stato forse il racconto che ha più ispirato il libro, ed è un amico di mia figlia che mi raccontava di essere, da bambino, di essere stato al centro servizio minori e di aver avuto ben 3 tipologie di disturbi. E questa piccola storiellina prende spunto da quello che lui mi disse dopo, quando alla mia domanda: ma come ti sei sentito al terzo disordine che era stato trovato? Era la terza volta che Nino si recava al centro psicologico minore e con la madre ascoltava il responso della psicologa. Al primo appuntamento era stato definito un bambino diversamente abile perché discarico. Al secondo, un bambino speciale perché discalculico. E infine fu incoronato come bambino iperattivo. Nino sorrise in macchina. Era contento che gli avessero trovato un altro superpotere. Avendone 3, avrebbe potuto far parte del gruppo dei supereroi. Ecco, questo è un breve raccontino, ma è anche la testimonianza di quel bambino e di quel ragazzo, il quale mi disse: io ogni volta che andavo con mia madre dalla psicologa e mi trovavano
una patologia, io pensavo di avere un superpotere e quindi di essere un supereroe. E questo è la dimostrazione della grandissima irriverenza dei bambini e anche una forma di difesa che loro mettono in atto attraverso l'immaginazione. E mi piace ricordare questa scrittrice iraniana Nafisi, la quale dice che l'immaginazione è una forma di sopravvivenza all'omologazione che la società ci impone. E la scrittura, la letteratura, permette di non solo dar sfogo all'immaginazione, ma permette anche di dare parola a tutti, cattivi, buoni, belli, brutti, e quindi, dice lei, è una forma assolutamente necessaria per salvaguardare la democrazia. Quindi io vi ringrazio e spero che di aver sollevato anche questioni diverse da quelle molto interessanti che di cui avete parlato oggi. Questo libro, come poi il libro Melanconia con stupore, ha anche un valore formativo, perché l'obiettivo poi è quello di portarlo nelle classi per discutere della malattia mentale, dell'integrazione della diversità e della rivendicazione della propria diversità in altri termini che non siano quelli patologici. Quindi un saluto a tutti, grazie Gisella, il libro è lì per chiunque volesse consultarlo. Non so se ci sono domande, so che c'è una classe presente, quindi saluto tutti gli studenti e gli auguro una buona vita. Karen, grazie veramente, grazie molte per questo tuo contributo preziosissimo. Io insomma appena mi sono imbattuta in questo tuo libretto ti ho contattata perché era insomma importante. Comprendevo, ma io ho di fronte gli studenti e le studentesse dell'Istituto di Senorbi che hanno ascoltato con grande interesse questo tuo intervento e sono certa insomma che ne vorranno discutere anche a scuola, mi fanno cenno di sì con la testa. Io ho già dato ai loro insegnanti una copia di questo tuo lavoro e quindi insomma poi magari ne ragioneremo ancora. Grazie tante Karen, veramente. Grazie a te, grazie. A tutti. Allora, il prossimo e ultimo intervento della mattinata è di Denise Amerini. Denise Amerini della CGIL nazionale, lei fa parte dell'area dello Stato sociale e dei diritti, in modo particolare Denise si occupa di dipendenze. Questo è un altro settore insomma di grande interesse, molto trascurato. Adesso diamo il collegamento a Denise. Spero di aver attivato correttamente l'audio. Perfetto, vai, grazie. Allora, prima di tutto, grazie a tutte e a tutti per avermi invitato a questo interessantissimo momento di confronto. Nella giornata dei diritti umani, nella giornata mondiale dei diritti umani, la riflessione che voi ponete è una riflessione sicuramente importante, fondamentale per
tutti noi che ci occupiamo a vario titolo e da vari punti di vista e con vari ruoli di diritti delle persone e soprattutto il quesito che poi ponete, la domanda, quali risposte istituzionali non più rinviabili per i diritti e i bisogni delle persone. Ecco, mi pare che quello che noi, anche in precedenti occasioni, rifacendosi ad una bellissima riflessione di Oda di Leonardis, abbiamo sempre detto, cioè la necessità di trasformare i bisogni in diritti perché divengano davvero esigibili, oggi si avvera più che mai. E si avvera più che mai soprattutto appunto per quelle persone che meno capacità di rappresentarsi e di autorappresentarsi hanno, penso appunto alla salute mentale, penso alle persone ristrette, penso alle persone che fanno uso problematico di sostanze. Io il mio intervento lo destinerò, come ha detto Gisella, proprio dal punto di vista dell'uso delle sostanze, delle dipendenze, perché di questo mi occupo in CGIL. E vorrei leggere a questo proposito una cosa. È la dichiarazione che ha fatto l'assistente per i diritti umani del segretario generale dell'ONU, che si chiama Keris, giusto lo scorso anno nel corso di un convegno dedicato appunto ai diritti umani e a come si possono promuovere e costruire ponti fra i diritti umani sanciti dalle convenzioni internazionali. Ecco, le parole sono queste. I dati e l'esperienza degli ultimi decenni hanno dimostrato con chiarezza che tutti i tentativi di condurre nel mondo una guerra alla droga hanno fallito con l'obiettivo di eliminare il traffico illegale e il consumo. Le conseguenze dannose e di lungo periodo di queste guerre sono profonde e di lunga portata, che comportano un aumento della violenza, una miriade di violazioni dei diritti umani. Combattere l'impunità per gravi violazioni dei diritti umani nel contesto della cosiddetta guerra alla droga rimane una sfida critica per dare giustizia a migliaia di vittime di questa guerra. Ecco, queste sono le parole appunto che l'assistente per i diritti umani del segretario generale dell'ONU ha pronunciato lo scorso anno. Perché ancora oggi le politiche che informano gli interventi di qualsiasi tipo questi siano nei confronti delle sostanze, delle droghe, sono basati sulla guerra alla droga. Guerra alla droga che condiziona il umano e e delle popolazioni che coltivano, diciamo, cosa sta accadendo, per esempio, sono notizie indicati relativi alle carceri. Perché in assenza di detenute, l'articolo 73 della legge 309 del 90, il testo unico sugli stupefacenti, non ci sarebbe sovraffollamento carcerario. Oggi oltre il 38% delle persone che entrano in carcere ha problemi legati all'uso di sostanze, quando sappiamo perfettamente che i problemi legati all'uso di sostanze non sono problemi da affrontare con la criminalizzazione, ma sono problemi da affrontare con politiche sanitarie, sociali, sociosanitarie, con politiche inclusive, insomma, in maniera assolutamente diversa. Per questo uno dei principi fondamentali oggi, uno degli obiettivi fondamentali oggi sarebbe la depenalizzazione completa dell'uso personale di sostanze, perché appunto l'uso personale di sostanze può avere dei rischi, ha sicuramente delle conseguenze che però non sono ovviamente affrontabili, tantomeno risolti con la penalizzazione, insomma, dell'uso, con la penalizzazione dell'uso. E c'è bisogno di interventi veri sui servizi. Pensiamo per esempio che la riduzione del danno fa parte dell'EA, ma è esperienza comune, costante e quotidiana di ciascuno di noi, come
stenti ancora ad essere correttamente applicata, stenti ad essere correttamente finanziata, stenti ad avere una declinazione più o meno uniforme su tutto il territorio nazionale. Faccio per questo soltanto alcuni esempi, perché secondo me sono paradigmatici. 1. Le stanze del consumo, che strumentalmente, perché così si dà un certo messaggio anche all'opinione pubblica, vengono chiamate le stanze del buco. Ecco, le stanze del consumo sicuro, che sono ormai pratica diffusa in diversi paesi europei, sono un importantissimo presidio di salute individuale e di salute pubblica. Di salute individuale perché, evitando lo scambio di siringhe, per esempio, evitano la trasmissione delle malattie che con lo scambio si trasmettono. Di salute pubblica perché evitano appunto che le siringhe vengano lasciate in giro nei giardini, provocando poi di nuovo lo scandalo e come dire, un certo giudizio anche morale nei confronti di chi fa uso di sostanze. Non solo, ma possono essere quei luoghi dove appunto i bisogni possono trovare finalmente espressione, possono essere declinati in diritti, perché sono luoghi dove gli operatori possono intercettare i bisogni delle persone che le frequentano e dare delle risposte. Così come il fact-checking, pratica che viene messa in atto da molti operatori di riduzione del danno, che serve proprio a ridurre i rischi, perché dicendo esattamente quali sono le sostanze che vengono portate ad analizzare, si dà un'informazione corretta alle persone e spesso ci riferiscono ad usare quelle sostanze, sanno esattamente di che cosa si tratta e quali possono essere le conseguenze. Sono interventi importantissimi, per esempio, in luoghi di educazione giovanile, e invece oggi si pensa di criminalizzare ulteriormente quegli eventi, di esasperare le pene rispetto a quegli eventi, pensiamo al decreto Lego, invece di mettere in atto politiche che servirebbero davvero a comprendere, a capire, a includere e a ridurre appunto i rischi e i danni. Ce lo diciamo sempre, sono cambiati i modelli, sono cambiati gli stili, sono cambiate le sostanze. Il consumo è, come si dice oggi, normalizzato. Parlare di consumo normalizzato, sia chiaro, non significa dire che non ci siano rischi legati al consumo, significa però prendere atto di quelli che sono, quella che è la società nella quale viviamo, di come le sostanze facciano parte della nostra vita, di come attraverso i comportamenti giovanili dare a tutti un'informazione corretta che aiuti veramente a capire quello che stanno facendo, come lo stanno facendo e che cosa può comportare. E invece da una parte si criminalizza, dall'altra si patologizza. Lo diceva l'intervento della dottoressa Venturini prima rispetto ad altre manifestazioni si patologizza, si danno risposte che etichettano in una categoria patologica dei comportamenti. La patologizzazione poi, permettetemi di dirlo, visto che parlo anche per un'organizzazione sindacale, ha dei riflessi importantissimi per quello che riguarda gli operatori e l'organizzazione dei servizi. I SED sono tra quei servizi che hanno visto una pesantissima riduzione di operatori che sono invecchiati, sono andati in pensione, non sono stati sostituiti se non da personale precario, e questo significa anche qui non dare risposte ai bisogni diritti delle persone. Si parla di accorpamenti, si parla di accorpamento, l'ha detto chi mi ha preceduto, è sempre una riduzione del servizio. Se poi si parla di accorpamenti dei servizi per le dipendenze della salute mentale, è chiaro come dietro a questo ci sia di nuovo una visione patologizzante di certi comportamenti. E quindi abbiamo bisogno di un cambiamento profondo per dare risposte ai bisogni e ai diritti delle persone che usano sostanze, che rispetto per esempio anche
alle persone che soffrono problemi di salute mentale, scusate se la dico in maniera un po' semplicistica, però sono vittime di uno stigma ancora maggiore, perché in qualche modo si pensa che chi fa uso delle sostanze in fondo, di sostanze in fondo se ne andrà a cercare, che chi fa uso di sostanze in fondo abbia qualche problema personale di carattere psicologico, rifiutandosi di guardare invece al fatto che spesso l'uso di sostanze, soprattutto di cannabis, può essere, se affrontato nella maniera corretta, un periodo assolutamente transitorio nella vita di tanti giovani e che se affrontato correttamente appunto non ha conseguenze e non è necessariamente come dire, la porta d'ingresso verso l'uso di sostanze più pesanti e più pericolose. Abbiamo avuto a novembre dello scorso anno la conferenza nazionale di Genova, la conferenza nazionale sulle droghe. Dopo 12 anni dall'ultima che era stata fatta, nonostante sociale operato la speranza perché si riuscisse finalmente a riaprire un cammino che parlasse appunto di promozione dell'età. Le ultime dichiarazioni che va a dire dal decreto legge, che secondo me è simptomatico, ma anche da quello che per esempio l'onorevole Mantovani sta dicendo, invece ci preoccupa tantissimo. Penso che occasioni come queste siano importanti per costruire davvero una collaborazione, un'azione comune da parte della società civile per opporsi a che non ci parla assolutamente di promozione di diritti e di inclusione, che è invece quello che noi vorremmo perseguire anche con queste iniziative di formazione, informazione e condivisione. Vi ringrazio tanto. Grazie Denise, grazie molte per questo tuo importante contributo. Avevamo un ultimo intervento di Cristiano Zaccati, sempre della CGIL nazionale, ma Cristiano ha avuto un problema familiare, all'ultimo momento è potuto collegare. Quindi finiamo qui con gli interventi. Abbiamo, se volete, un po' di tempo prima della chiusura dei lavori della mattinata, quindi volevo fare qualche domanda. Riprende dei lavori dedicata a diritti e bisogni dei migranti e delle persone richiedenti asilo. Chiediamo puntualità per le 15 perché alle 15 iniziamo. Grazie a tutti, in particolare agli studenti e alle studentesse dell'Istituto Einaudi di Senorville. A presto, grazie. Questo libro ce l'avete in vendita? Certo che ce ne abbiamo un paio. Questo libretto dell'Avventurini c'è qui in vendita? Sì, ce li siamo fatti ecco, allora per lo prendo. Ce l'ha in fondo? C'è. Sì, ce n'erano solo mi sa che ne venina una versione che non è quella definitiva, quindi se si riesce a fare dall'online è meglio.